A Piombino Livorno 1901, la corsa che avvenne il 24 agosto dell'1 vide la prima vittoria in assoluto della Fiat, che fu vinta dall'esordiente Felice Nazzaro, pilota dell'epoca che poi ebbe un grandissimo successo, ed è proprio l'inizio della rivoluzione dell'automobile e dello sport in Toscana, perché è stato appunto il primo evento turistico che ha coinvolto la Toscana. È tornata sulla costa lapronica la corsa storica Piombino-Livorno, una classica di inizio Novecento. Si è trattato di un evento turistico-culturale che ha riportato su strada ben 25 autovetture d'epoca provenienti da pregiate collezioni private italiane ed estere. Guidare queste vetture è una cosa straordinaria, sono le vetture che usavano i nostri nonni, hanno una velocità moderata, ma sono vetture semplici, è un piacere poterle guidare, è una cosa della quale si vive un'emozione che forse è probabilmente la stessa emozione che hanno vissuto i nostri antenati nel guidare i primi automobili. Dico automobili al maschile perché a quell'epoca si chiamavano gli automobili e l'automobile, per questo si chiama questa una riunione di automobili centenari. In totale sono stati percorsi 82 km, l'arrivo intorno alle 12 a Livorno nella suggestiva piazza Mascagni, accolto con entusiasmo da tanti curiosi e non pochi appassionati. Io da quando ho finito il restauro di sta macchina nel 96 supero gli 80.000 km di raduno, ho già fatto 6 mondiali di vai e la macchina è sempre andata bene. Bene, BCTV siamo scollegato che Nino De Logu, isto de Mamasedda, Vrate de Francesco, de Fiorentino e de Subiato de Graziano. Siamo su, come abbiamo un altro esempio, come che siamo scelto da fare una raionata in sa distratta a Mandra de Romanzesu. Queremos oggi a raionare Chinisse di tante cose, ma principalmente le sue esperienze sua in un vescomo, come che è scapitato in cui iter facenne, impegnuata e così via. E a essere un conto che come se la intervista è stata sviluppare bella bello in modo tale che tutto lo possano arricchire. Ecco Nino, sei collegato che visti TV e sono ascoltando, stanno cominciando già a si collegare, ma poi tanto satiro si la intervista sia in sua pagina Facebook sia in YouTube, non poi anche Nicolata. E te non narra già questa idea che è restato in occhio e poi tu in che sei nati. Allora, buonasera a tutti i vistichesi, ai cittadini di Bitti, agli amici, ai parenti, ai compagni di scuola, dei quali ho sempre viva la memoria e il ricordo nonostante siano passati tanti anni. Forse ricordo anche tutti i nomi: Beccu Pietro, Bruno Giulio, Calmisi Natalino, Caprolo Valentino, Caria Michele, De Logo Giorgiolino, De Murtas Pippo, Ena Francesca, Ena Giorgio, Ligios Giorgio, Mameli Martino, Mameli Mimmo, Manga Arcangelo, Ortu non mi ricordo il nome, Orunesio Salvatore, Pintori Claudio, Pintus Bachisio, Ragaglia Salvatore, Ruio Bastiano, Saba, anche di lui non mi sfugge il nome, Sari Francesco, che questo era forestiere, non era di Bitti, e Scanu Franco. Ne ho contati 23, me ne manca uno, mi scuserà quello che ho saltato. Comunque Caprolo e poi mi sembra che l'ho detto, sì l'ho detto Caprolo, sì l'ho detto. Io di Bitti ho un ottimo ricordo perché ho passato un'infanzia felice, la vita naturalmente era molto diversa da quella di oggi, si stava molto fuori casa, io poi facevo un po' confondere la mamma perché scappavo un po' sempre di casa e stavamo sempre con i compagni fuori a giocare, ci dimenticavamo giocando di rientrare a casa. Mi ricordo in particolare una volta che avevo appena 5 anni e sono andato via la mattina e sono rientrato la sera d'estate quando faceva buio. Eravamo andati a Pazzette, a Asburgo, a fare il bagno. Non sapevamo neanche nuotare, ma allora eravamo ingenui, era una vita un po' così. E rientrando a Goreai abbiamo trovato Ignazietto che aveva un furgone che vendeva i giocattoli, per prendere un giocattolino abbiamo fatto buio e quando sono rientrato a casa c'erano tutti i parenti in allarme perché era tutto il giorno che Nino era scomparso e non si sapeva dove era. Comunque
Ricordo di Bitti anche che è stata anche un'ottima scuola per quanto riguarda la natura. Noi conoscevamo tutte le piante e tutte le erbe, sapevamo tutte le erbe commestibili e non commestibili. Mi ricordo Zappudinazza, il Paparanzolo, la Mammalucca, tutte erbe che noi, su Tuvalo, che io ero ghiottissimo di Tuvalo, questa pianta che somiglia al girasole, che ha le radici viola e che soltanto il continente ho scoperto si chiama topinambur. Ricercando in un'enciclopedia lessi allora che diceva è diffusa in tutta Italia a meno che in Sardegna. Si vede qualche cosa non tornava perché io da bambino la trovavo sempre lungo i fiumi. E quindi io di Bitti siamo lontani, manco da tantissimo tempo, però sono le origini, il sangue è quello, la cultura è quella, è il nostro mondo che non si porta dietro. È vero che quella famiglia negli anni 60 emigrò in Toscana come tante famiglie di bittesi, di sardi. Io mi ricordo a quell'epoca con un ettaro di terra venduto a Bitti se ne compravano 6 in Toscana e quindi era una cosa troppo vantaggiosa, era un'opportunità importante. In Toscana invece c'era l'abbandono delle campagne, i contadini lasciavano le campagne, c'era il boom economico, andavano a fare gli operai, dove magari si era liberi il sabato e la domenica, si era lo stipendio sicuro e forse si faticava anche meno della vita in campagna. In merito alla vita in campagna devo dire che la vita in campagna in Toscana forse è anche più dura che in Sardegna, soprattutto per le donne. Mamma rimase sorpresa quando si accorse che le contadine in Toscana lavoravano come gli uomini, mandavano il trattore, non solo pulivano la casa, allevavano i figli, lavavano i panni, ma lavoravano veramente tanto. Mentre da noi in Sardegna la nostra cultura diciamo che è una vergogna mandare una donna a lavorare in campagna o nei campi. La donna sta in casa, sta nel paese, alleva la famiglia, cura gli interessi anche della famiglia, fa anche gli affari, però non va mai a lavorare in campagna. C'è un certo rispetto che diciamo un uomo che non riesce a mantenere la moglie è una vergogna, insomma, se la deve costringere a lavorare e portarla fuori in campagna. E quindi una mentalità diversa, un mondo diverso, anche se siamo poi alla fine vicini, però a quel tempo le distanze erano maggiori, sembrava di andare più lontano per attraversare, andare in continente con il traghetto, sembrava quasi oggi come quando si va negli Stati Uniti o anche oltre. E poi avevamo una civiltà chiusa, perché noi eravamo chiusi, cioè moglie si prendeva dentro il paese, perché era anche lì un po' bisognava trovare moglie nel paese. Se andavi fuori vuol dire che non eri buona a trovarti moglie, come vale il detto moglie buona dei paesi fuori. Noi dai vicini vedevamo il pericolo, da Urune, da dove arrivavano, purtroppo era così, arrivavano i frutti del bestiame, da Urune, perché le tracce portavano lì di solito. E quindi c'era una diffidenza nei paesi vicini. Ma è la comunità sarda che è così, è la mentalità anche dei sardi e il carattere anche dei sardi, che tendono più a isolarsi e non probabilmente ora è cambiato in tutti questi anni, perché in quest'ultimo mezzo secolo c'è stata un'evoluzione che è galoppante, diciamo, è stata proprio una cosa che ha stravolto un po' anche il modo di pensare e di vivere. Oggi è diventato normale non emigrare in un'altra regione, ma emigrare anche in altri paesi. E quindi io di Bitti posso solo dire che lo tengo nel cuore, è proprio una cosa che uno gli manca, perché quando c'è cresciuto, io sono andato via, avevo 10-11 anni, insomma, ho fatto l'elementare. E poi siamo trasferiti a Volterra, io frequentavo la scuola d'arte, ebbi un infortunio, stati 3 mesi ingessato, persi l'anno di scuola, poi aiutai un po' nell'azienda insieme a Fiorentino e facevo l'alabastraio, feci l'operaio e poi ebbi l'opportunità di entrare in banca, ci entrai come commesso, ma successivamente mi diplomai in ragioneria facevo il lavoratore studente con grandi sacrifici, perché allora lì non c'erano le scuole private, l'unica possibilità era andare a Roma, da Cesena sono 250 km, prendevo il giovedì pomeriggio di ferie, prendevo il treno, venerdì a scuola tutto il giorno, sabato a scuola, domenica i compiti, lunedì al lavoro. L'ho fatto per 2 anni. E poi alla fine ho avuto un ottimo risultato perché ho fatto il meglio compito di ragioneria dell'istituto durante 2 anni. Quindi devo dire che sacrificandosi poi alla fine
i risultati vengono. Sono andato in pensione abbastanza presto perché ho approfittato di uno scivolo e quindi avevo tanti anni di contributi pagati. Con lo scivolo sono arrivato a 41 anni e sono andato in pensione da quadro direttivo, sicché ho fatto anche la mia carriera pur essendo partito dalla base, diciamo così. E qui nella comunità in Toscana la mentalità, come dicevo, è diversa, forse è più aperta, il toscano magari è più facile all'offesa, però da noi ci si pensa 2 volte prima di offendere uno perché la reazione può essere più violenta dell'offesa. In Toscana è normale mandare uno a quel paese e dopo 5 minuti dimenticarsene, perché il modo di vivere di qua è un modo un po' diverso, uno poi ci si adatta, perché nel mondo bisogna avere elasticità e bisogna un po' adattarsi all'ambiente. Quando si viaggia e si va in altri posti e si apprende e si impara sempre qualcosa. Quindi totalmente va bene, dai commenti su internet, ambienti non valvivitu che hanno figli minori che poi abbiamo pure temporaneamente per poco tempo sul chinato che io prima stavo in Montemanno, poi che sono trasferito a Molino, però non siamo conosciuti abbastanza bene, insomma, talmente a cara dove tu abiti Carravasolo, poi abiti Guapa, poi abiti sopra Ilaglio, si abiti Sinarata, Sì. poi abiti a Bustianella. Le famiglie erano numerose, erano famiglie molto numerose. Mi ricordo la famiglia di Boitone che ogni anno c'era un bimbo il collo, questa signora, non so se arrivò a 13 figli poi c'era compare Recchesetti, si chiamava, che già il soprannome dice tutto, perché vuol dire che aveva 17 figli, ma anche mamma fece 9 figli maschi, insomma, perché tutte le famiglie erano numerose, raramente erano pochi figli, ci volevano le braccia per lavorare, per dire, le possibilità di lavoro erano quelle di lavorare in campagna, di fare la pastorizia, di fare questi lavori qui. Babbo, oltre a quello, faceva anche le divisioni dei terreni, faceva un po' il perito, divideva le proprietà, con questo viaggiava anche, andava anche fuori provincia, in Sardegna, per fare queste cose. Quindi di lui ho un ricordo, aveva una memoria lui che era veramente come il piccolo della Megandola, era in grado di ascoltare un discorso un'ora e ripeterlo parola per parola. E aveva una capacità di fare i calcoli in matematica a mente senza trascrivere niente. Non ho ereditato tutte queste sue capacità, però lo ammiravo per queste sue doti. Era un sardo un po' atipico perché era alto 1,84 m, era biondo con gli occhi azzurri. Mamma era mora e piccolina. Io dicevo sempre a Babbo, ma perché hai preso mamma che è piccolina? Perché quando siamo fidanzati aveva ancora 14 anni, quindi pensavo che crescesse un po', e invece è rimasta piccolina. E di tutti i figli io sono l'unico che è nato con i capelli neri, gli altri sono nati tutti biondi. Perché, come vedi, io che sono l'occhio chiaro. Sì, però c'ho gli occhi chiari, è vero, sì, c'ho gli occhi chiari anch'io. Sono nati tutti con gli occhi chiari. Tipo mentre vanno su Ichinato, però arriverà su conto che praticamente noi naschiamo dentro le 2 scuole, da commenterà la mia Linupira, il suo libro suo, Isalle, sì, che prima è intitolato Dall'Innamala, poi l'hanno cambiato il nome e l'hanno chiamato Isalle. E si è andata appunto che viti scuola adesso strada, adesso Wikinato e si scuola ufficiale, non mi sa carta geografica, su Santo Cristo e poi lui su quadro del suo presidente della Repubblica e così via. E queste 2 scuole sono conflittuali, evidentemente conflittuali. E sì, tu adesso non ne hai imparato metà da questa scuola di Chinato, non è questa scola di famiglia. È vero, confermo che è vero, si imparava molto fuori casa, sulla strada, si imparava molto anche dalla famiglia, dalla solidarietà. Io mi ricordo che per fare il pane venivano le vicine di casa e che mamma andava a casa delle vicine per aiutare loro quando si faceva il pane Carasau che veniva fatto ogni 3 mesi di media. E mi ricordo anche che c'era più povertà rispetto ad oggi, c'era una povertà oggi diciamo relativa, nel senso oggi il tozzo di pane tutti lo mangiano, ma allora c'era proprio la fame in certe famiglie. Io mi ricordo che almeno un paio di volte alla settimana andavo a casa di zia Triella, questa donna minuta
era sempre il lutto, come si usava la tradizione allora, che stava tutta la vita in lutto. C'era una casa piccola, lei era piccolina, ma anche la casa c'era la porta piccola, la finestra piccola, entravi dentro, c'era il pavimento di legno, una brandina, un comodino, un tavolo, una sedia e un mobiletto, non c'era altro, proprio niente. Io pensavo, ma se non glielo portiamo noi da mangiare, cosa mangia domani questa signora? Era così, però c'era solidarietà. Mannella, Franzischetta Bruno faceva sempre sul latte vischido, yogurt, e ne faceva sempre 2 pentole grandi di terracotta. Una era per noi, una era per dare Samatricche, come si diceva. La gente faceva la processione a venire a prendere Samatricche e non si regava mai a nessuno. Qualcuno se ne abusava anche perché veniva un giorno sì, un giorno no, ma insomma non ci si faceva caso, era così. E fuori hai detto bene, si faceva anche la guerra con gli altri rioni, nel senso si tiravano i sassi, ma eravamo piccolini. Io già a 5-6 anni partecipavo a queste lotte che si faceva, e a volte ci si faceva anche male, purtroppo. Però era, come si dice, si imparava anche lì qualcosa, perché quando si vedeva il rione vicino come un avversario, allora si studiavano le tecniche di accerchiamento o di guerriglia, eccetera, già da piccolissimi. Cioè, anche quella alla fine era qualcosa che imparava. Secondo me su carattere, su che noi ti già che in una individualità sua vai minoreggio, insomma. Nonna Franzischetta Bruno vi portava la vigna, lei aveva un passo veloce, era magra, camminava in punta di piedi, ma con un passo veloce. Io per stargli dietro dovevo andare di corsa, se no non riuscivo a stargli dietro. E questa cosa mi è rimasta perché io non riesco ad andare piano. Quando cammino c'è sempre il passo veloce. Questo è un imprinting di nonna, che lei poverina morì a 92 anni, la stessa età anche mamma, era del 75, 1875, e la scuola era questa a Bustiacchi. Quando c'era da raccogliere la frutta, c'erano le ciliegie, ci faceva montare in cima, anche dove c'erano le fronde più piccole. E quando io mi guardavo in giù perché avevo paura, mi diceva non guardare in basso, guarda in alto, dice, che non si rompe, sei magro ti regge, dice. Cioè ti incoraggiava in certa maniera a rischiare, però la scuola era quella. Sì, sì. Oggi cosa succede? Che oggi se un bimbo sale sulla sedia e dice stai attento se non cadi. Invece allora era il contrario, allora ti spingevano a non aver paura, a fare le cose anche che erano rischiose. Era una scuola anche quella. Sia storia, uno che hanno intervistato sul giornale, no? Perché ha risposto, adesso a 12 anni le mamme li portano a scuola a manutenta, proprio dei gatti, mentre io a 12 anni andavo a tentare le pecore. Mamma mi raccontava che a 9 anni la misero sopra il cavallo, dice vai, dice alla terra a prendere il latte, ma io non so andare a cavallo, non so la strada, la sa il cavallo, non ti preoccupare. Lei poverina salì sopra, il cavallo era abituato ad andare al galoppo e ha portato fino là, ma cioè sono cose che oggi sembrano impensabili fare una cosa del genere, però era così, era una vita molto diversa da quella di oggi, ma era bella così. Era attribuito pure finché nella pazzetta a Burgare, che ne dare toccamento in domo tu. Beh, con gli altri bambini lo stesso. Poi nessuno sapeva nuotare. Cosa succedeva? Che noi ci tuffavamo, arrivavamo sul fondo dell'acqua e naturalmente non toccavamo e camminavamo sotto finché non uscivamo per respirare, cioè col rischio che qualcuno affogasse. Però sai, l'incoscienza dei bambini era così, eravamo anche incoscienti, purtroppo era così. E come sei arrivata? Come tu in un Besese esattamente? Ora qui sono dentro qui, nella libreria dell'associazione. Io insieme a degli amici ho fondato un club che si chiama Garage del Tempo, che è la sede qui a Cecina, in provincia di Livorno, e questo club, qui sono nella libreria. Questa libreria abbiamo circa 4.000 volumi tra volumi e riviste, che sono che vanno dall'inizio del Novecento fino agli anni 90 e che parlano ovviamente di automobili. Noi abbiamo fondato questa associazione perché siamo appassionati di auto d'epoca
La manifestazione, che il nostro fiore all'occhiello l'avete vista nella sigla di apertura, che è la Piombino Livorno 1901, che praticamente è la commemorazione della prima corsa motoristica della Toscana, che appunto avvenne nel 1 e che purtroppo era andata dimenticata perché ebbe luogo soltanto una volta, e poi l'abbiamo un po' riscoperta in seguito a una telefonata di un giornalista dagli Stati Uniti che chiedeva i dettagli della corsa. Così ho fatto le ricerche presso il quotidiano Il Telegrafo di Livorno, che è un antico giornale livornese. Livorno, la prima città in Italia a aver messo il telegrafo, quello si chiama telegrafo, la linea Livorno-Pisa. E lì, dopo diversi giorni di ricerca, ho scoperto una cosa straordinaria: il Gran Premio di Sua Maestà il Re, con il patrocinio di Vittorio Emanuele III, sponsorizzato anche allora dalla casa di pneumatici Michelin, che offrì dei premi in denari ai vincitori, organizzato dalle famiglie nobili dell'epoca, la famiglia della Gherardesca, la famiglia Ginori, ed era una gara che era naturalmente con partecipazione di diverse vetture, e inaspettatamente vinse la Fiat al suo esordio praticamente, che era nata 2 anni prima, la Fiat, con Felice Nazzaro, che poi diventò un grande pilota. E quindi noi facciamo questa commemorazione di questa manifestazione, di questa corsa, e quest'anno purtroppo è saltata per via del Covid. Contiamo di farla l'anno prossimo, nella primavera dell'anno prossimo. Io, una cosa che mi piacerebbe sapere di Bitti è sapere quando è che a Bitti è transitata la prima automobile. Sarei curioso di sapere. Ancora Provate scusto al fatto una ricerca storica al fatto, cioè sì, veramente può arrivare poi a riprodurre, a riproporre questa cosa storica che è stata appunto Piombino Livorno. Sì, naturalmente ci vuole tempo, bisogna spenderci tempo, però la soddisfazione è quando uno poi riesce ad avere in mano le fotografie della partenza di questa cosa mitica, insomma, è veramente una grande soddisfazione. Poi nel momento in cui riesci a fare la commemorazione ti sembra di rivivere. Vedi, all'epoca, qui si vede nel filmato, le macchine venivano pesate, non andavano in base alla cilindrata ma in base al peso. Erano vetture oltre 1000 kg, vetture sotto 1000 kg e vetturette sotto 400 kg. Poi c'erano anche i tricicli e i motocicli. Era una corsa un po' pionieristica, perché le vetture erano all'inizio della loro storia. L'automobile ha rivoluzionato la mobilità dell'uomo e grazie all'automobile ora anche le fatiche, credo, di molti pastori sardi si sono alleviate, perché prima si andava a cavallo, non è che si aveva altre cose, o il mulo, il cavallo o l'asinello. Oggi con l'automobile diventa tutto più facile, e a quell'epoca, già alla fine dell'Ottocento, c'erano già allora le vetture elettriche a vapore e a benzina che si contendevano il primato. C'erano anche le vetture ibride, cioè non è stato inventato nulla di nuovo da questo punto di vista. La prima vettura che superò i 100 km/h fu una vettura elettrica nel 1899. La Jean Contant, il francese, l'ha mai soddisfatta, perché batteva sempre nuovi record, mentre invece la prima vettura che superò i 200 km/h, sembra strano, ma era una vettura a vapore nel 1907. La vettura a benzina prese il sopravvento quando nell'11 fu inventato un motorino d'avviamento che uno gira la chiave e parte subito, mentre col vapore bisognava aspettare 10 minuti, un quarto d'ora o più perché vada in pressione l'impianto. Quindi la storia ci dice che non è che sia stato inventato tanto ultimamente, è già stato inventato già tutto più di 100 anni fa. È una passione questa delle auto storiche, che naturalmente noi ci coinvolge anche un po', oltre all'automobile, quando noi facciamo degli eventi, che organizziamo dei raduni, delle gite o delle mostre. Noi facciamo sempre qualcosa di culturale, nel senso, se si va in un posto si visita un museo, si visita qualcosa di storico che sia comunque interessante e che ci possa arricchire. La nostra impronta, diciamo così, è culturale in ogni senso.
è una soddisfazione comunque fare queste cose. Hai intenzione di proporre fino a questo evento in Sardegna parecchie minnanne? No, io in Sardegna quest'anno volevamo programmare a gennaio di fare un raduno in Sardegna, e per fare questo raduno ovviamente la prima cosa, il problema sono i trasporti, e quindi ho provato a fare una simulazione per fare il viaggio Civitavecchia a Cagliari. Volevamo approdare a Cagliari, poi attraversare la Sardegna fino a Olbia passando anche per Bitti, il programma era questo, e poi fare Olbia Livorno, e veniva sui 400 euro a equipaggio con 2 persone. Come il raduno era sui 5 giorni, insomma era un po' eccessivo, ci sembrava il viaggio. Avevo scritto alla compagnia marittima, quella che ha il monopolio, diciamo così, invece di farmi uno sconto veniva più alto, veniva quasi 500 euro, 4,99. Poi ci siamo interessati con la regione Sardegna tramite una bitese che conosceva l'assessore, la Francesca Cano, la nostra parente, però purtroppo è arrivato il Covid e quindi si è fermato tutto, non abbiamo fatto niente. Ora ci possiamo provare l'anno prossimo, se riusciamo a avere un'agevolazione per il trasporto, perché quello che frena la Sardegna è proprio il trasporto, e qui affrontiamo un problema che credo sia molto sentito in Sardegna, perché quando uno pensa alle vacanze, le stabiliste, le programma, la maggior parte le programmano a gennaio, a più tardi febbraio, non è che pensa il 15 giugno di organizzarle per la settimana dopo, insomma. E quando vede che i costi di trasporto sono molto onerosi, cambia destinazione da un'altra parte. La Sardegna, per la bellezza che ha, per il patrimonio che può offrire, sia dal punto di vista naturale che a delle bellezze del mare, dovrebbe essere la perla del Mediterraneo, ma non solo per l'Italia, ma anche per il resto dell'Europa. Andrebbe valorizzata, secondo me, pubblicizzata, ma soprattutto bisogna avere non un trasporto, il trasporto deve essere accessibile. Non voglio dire che addirittura deve essere anche un prezzo politico, vorrei arrivare a questo. Invece ora sembra il contrario, che non si voglia il turismo di massa, ma soltanto il turismo di elite. E questo naturalmente penalizza tutte le attività turistiche che ci sono in Sardegna. La Sardegna ha tanti pregi, ha i pregi di produrre dei beni alimentari che sono di prima qualità, ma direi che sono insuperabili, perché in Sardegna, sappiamo tutti, non ci sono industrie, e questo da una parte penalizza l'occupazione, ma da una parte un valore aggiunto sulla produzione agricola, perché quale miglior cosa a prendere il latte sul terreno incontaminato, avere un prodotto di formaggio da dove sappiamo tutti che nel formaggio non si mettono conservanti, tutto sta alla natura che sia incontaminata. Se la natura è incontaminata, il prodotto per forza è di ottima qualità, e questo non credo si possa vantare da nessun'altra parte. E questo naturalmente la Sardegna dovrebbe puntare, secondo me, sul turismo e sui prodotti biologici di altissima qualità. Queste secondo me dovrebbero essere. Non si può pensare di rendere, a volte leggo qualche articolo dove si parla di rilanciare o di pensare a qualcosa di industriale in Sardegna, perché già uno non è competitivo. Uno che ha intenzione di fare un'industria la fa dove c'è un polo industriale, un'area dove è favorito, cioè se la faccio in Lombardia, per dire, è più facile per i trasporti, è più facile tutto. Facendolo in Sardegna mi complico la vita. Quelli che ci hanno provato lo hanno fatto per prendere i contributi per la maggior parte e poi sono scappati. Cioè diciamo che è stato fatto un atteggiamento un po', se così possiamo dire, molto criticabile. Tu hai esclamato sul garage del tempo pure Costa degli Etruschi. Sì. Intanto ti chiedo rischi che esiste un vocabolario dell'etrusco, esiste è là scritto un sardo che viene da Massimo Pitau. Penso che sia l'unico vocabolario dell'etrusco attualmente esistente, ma Massimo Pitau non si è limitato ai costumi, è limitato pure a cercare parentela da chi sono etrusco.
E in parte i sosteniti chi va a parentela viene utilizzando una frase che è scritta da Festo, cioè appunto un scrittore latino, che poi dopo, vabbè, è un'interpretazione un po' fantasiosa e poi viene già un po' non proprio corretta, non era per lo studioso, però sicuramente battapito parentela metà strinta, questa frase è nata, soliti sunt esse reges etruscorum cui sardi appellantur, cuia gens etrusca orta est sardibus. Però vi manca una certa dato di studioso, vi manca un canteggio che ha che riferimento a Salidia, cioè praticamente stai dando non de so sardoso, ma de sardi, Saida de sardi, che appunto quindi una serie di diatribas tra studiosi, insomma, non fa che di contestata questa interpretazione del Massimo Pitao, però se andiamo a cercare in Vettulonia, per esempio, non è solito distanzata Vettulonia da Cecina in Vestue, e in cui vanno sappato tanto repertoso, specialmente un tipo di vaso che vi ha chiesto in Sardegna, che viene laiata a ventre, entra in sardo, ovviamente un altro numero in etrusco, e come non me lamento. Sicuramente Battapitu però metta trattenza, ecco, cioè baiata sicuramente commercio, baiata trattenza, perché hanno muzzere, ma da un lochisate e così via. Sos toscano, di questa cosa, i tennischi. Ma del popolo etrusco sappiamo tutti che ci sono un po' diverse teorie, quella più accreditata è quella che vengono da Oriente e che naturalmente le influenze possono essere state diverse, anche quelle dei sardi, però non credo che ci siano dei testi, a parte questo che hai menzionato adesso, che approfondisca questo tema. La civiltà etrusca era una civiltà molto evoluta, molto aperta. Oltre a Vettulonia, noi prima abbiamo menzionato Volterra è un'antica città etrusca, dove al periodo degli Etruschi superava i 40.000 abitanti, quando oggi ne ha 12.000, cioè nel senso che era una città molto importante, era una delle città più importanti della Toscana. E gli Etruschi, dicevo, era un popolo dove, per esempio, la donna era emancipata. La donna, contrariamente alla donna romana, la donna etrusca poteva aprire un'attività commerciale, aveva diritto all'eredità, cose che i romani questo non avevano. Una donna romana e solo i maschi avevano diritto all'eredità, le donne purtroppo no, e non potevano neanche aprire un'attività. Quindi la mentalità degli Etruschi era un popolo pacifico, aperto e ha fatto delle alte espressioni artistiche che le possiamo vedere nei musei sia di Vettulonia, di Volterra, chiamata Velatre a quel tempo, e poi i romani chiamarono Volaterre, che da lì è rimasto il nome, perché la terra è molto friabile, franosa, e quindi ha preso questo nome qui. Di questi studi che ha fatto, che mi stavi dicendo, ne conosco poco, Mastro Pitao non ne conosco molto. La Sardegna sappiamo tutti che ha subito tante influenze e tante occupazioni già nell'antichità ed ha un DNA proprio di particolare, proprio per il fatto che ci sono transitati tanti popoli anche in ambiente proto-sardo. La particolarità dei noi sardi è quella che siamo un popolo molto longevo. La persona che è vissuta più al mondo è un sardo, perché è arrivato a 113 anni, mancavano poche settimane ad arrivare a 113 anni. E la particolarità è anche che gli uomini durano tanto, contrariamente alle donne, mentre nei paesi occidentali si va sull'1 a 4, ogni 4 donne centenari un maschio, in altri paesi uno ogni 7 addirittura, in Sardegna si arriva a 1 a 2, cioè nel senso ogni 2 donne un uomo, cioè questo vuol dire che l'ambiente è salubre, sano, e una sana alimentazione
praticata per millenni, alla fine ha reso il nostro popolo qualcosa di particolare, che come tutti sappiamo vengono fatti degli studi anche oggi continuamente sul DNA di Sardi per capire come mai c'è queste particolarità. Questo del Saemina che ha questo ruolo non assimila a Meta che in Sardegna è stessa ma stesso tipo di cultura, tanto è che questa cultura viene in termini classici, addirittura viene dai Odissea, insomma, che hanno Ulisse a Boiata, secondo Pitau, a sa zona di Sagaddula, e Bennausica, chi l'aspetta, insomma, cioè che stinie, narrata, no, tu non devi andare a Kimbabbu, ma deve dare Kimmama, insomma, prima. Sì. Cioè, quindi evidentemente hai eliminato un'importanza. Ma poi questo batta bene su un studio dello Sorio Monne, che è un autore di Cattedi, mi pare che sia, che ha scritto l'universo, l'Atlante dell'universo femminile. In un riporta proprio questa particolarità delle saltemmine di Spartana, Etruscasa e Sardasa. Meta differente dalle saltemmine ateniesi, per esempio, che non hanno libertà, tipo la romana e così via. Cioè, questa è una cosa che sicuramente non si accomuna. Però domanda a me a Haiti, si va qualcuno che è consapevole che in Sardegna quest'idea del collegamento, questo Massimo Pittau non è stato scritto solo sul dizionario o della lingua etrusca, ma è scritto pure la lingua etrusca, grammatica e lessico. Poi ha scritto, penso che sia su massimi studiosi, dizionario comparativo latino-etrusco, poi testi etruschi tradotti e commentati, ma nata, tradotta e commentata una centina. Questo l'etrusco si è fatto una cultura. Allora, Bustian, non c'è molta diffusione di questa informazione. Ti dico che non c'è grande diffusione di questa informazione. Forse bisognerebbe fare qualcosa, tipo qualche conferenza, qualche convegno, pubblicizzarla in qualche modo, fare un incontro. Sicuramente è interessante. Lo studio delle radici di un popolo, sia che sia etrusco, sia che sia quello sardo, tutto è interessante. Dalle nostre radici nasce il futuro, poi alla fine. Dobbiamo sempre approfondire quelle che sono le nostre radici. Siamo sempre attaccati alle radici. Io mi sento dentro, mi sento bizzicheso, come si dice. Perché? Perché quando ci passi l'infanzia rimani per forza attaccato alla terra dove sei nato, è normale. Però sono anche io sono una persona molto aperta, perché ho avuto modo di viaggiare molto per mia fortuna, e quindi viaggiando si imparano tante cose da tanti popoli diversi, e questo fa altro che arricchire la persona. Non bisogna mai chiudersi in se stessi. Forse uno dei pochi difetti, se così possiamo dire, dei sardi è quello di essere troppo chiuso e di comunicare meno, di rinchiudersi anche come comunità, nel senso che mi ricordo quando ero piccolo io, almeno era così, la vita si faceva dentro il paese, avveniva tutto lì, insomma, ecco. Non è che si andava alle feste degli altri paesi, non esisteva, si faceva tutto lì. E in questa bellissima biblioteca che Best in Q, sì. Io ve lo devo proporre uno di questo libro di Massimo Pittau. Perché no? Perché no? Mettiamoci. Di suscitare un pacco di curiosità, sì. Che poi di manna, insomma, lo busco, cioè Massimo Pittau, vabbè, come è venuto a mancare qualche mese fa, che è anziano meta, però insomma mi ha regalato un paio del libro suo, se qualcuno lo busco, finché lo mando io, tanto io così indirizzo. Tu hai viaggiato pure meta in Aterua, in Amazzonia per esempio. Ecco, sì, ho fatto, allora lì praticamente l'attrazione è stata naturale della flora e della fauna, perché sono sempre stato attratto dalla natura e dagli animali, quindi ho iniziato una volta a fare un primo viaggio e poi ne ho fatto un altro ancora, così l'Amazzonia l'ho fatta 3 volte, una volta ho fatto quella peruviana, una volta quella centrale, una volta quella della Croce.
In questi viaggi si imparano appunto tante cose, si vede l'uomo come vive in assenza, come viveva una volta, cioè cibandosi con la raccolta dei frutti e di caccia e basta. Gli indios sudamericani purtroppo sono un po' stati sterminati dall'occupazione nostra europea, perché tante malattie le abbiamo portate noi, tanti li hanno proprio fatti fuori per prendersi la terra, e questo purtroppo sta succedendo anche oggi in Brasile. Lo stesso ho fatto viaggi anche in Oriente, in Borneo, dove c'è la giungla più vecchia del mondo, dove ci sono insetti che sono più grandi di una mano, sono enormi perché sono quelli più evoluti, dove c'è una giungla che è 700.000 km quadrati, ed è forse affascinato da libri di Salgari o Salgari, si voglia dire, e intraprese il viaggio lì. La natura, come dicevo, tutti i viaggi comunque sono interessanti, in qualsiasi posto si va si impara sempre qualcosa, si impara molto quando si viaggia. Musere tua, quale zona est? Mia moglie è nata in Malesia, ma è di origine cinese, e quindi lei insegnava cinese quando l'ho conosciuta in Borneo. Lei voleva andare con le sue amiche là, all'ultimo momento le amiche si sono tirate indietro e è andata da sola, e ci siamo conosciuti così, casualmente. Io ho i figli che hanno avuto, è stato insegnato cinese, c'è uno che si è laureato in Cina, ora l'anno scorso, e quindi siamo un po' sardo orientali, non saprei come definirli. Ora la Cina c'ha il boom economico, però è anche un po' una nostra rivale non solo dell'Italia ma dell'Europa, un po' come succede con la Russia e con gli Stati Uniti, che siamo un po', almeno io mi sento un po' aggredito come europeo, perché l'Europa è il continente più industrializzato e più ricco del pianeta, perché se ne voglia dire, con tutti i difetti che possa avere. E questi, diciamo, rivali, se così possiamo dire, in un modo o in un altro cercano di indebolirci, o influenzando con le fake news, come si usa dire oggi, oppure anche economicamente. Lo stiamo vedendo tutti i giorni, non è che è un mistero. E quindi la nostra Sardegna, la nostra bella Sardegna, ha bisogno di avere la comunità, secondo me, europea, perché dall'Europa gli può venire la ricchezza la Sardegna. Qui bisogna far venire i turisti dell'Europa in Sardegna. Io non so come fanno ad andare alle Isole Canarie, che sono a 5 ore di aeroplano dall'Italia, e poi c'è una spiaggia nera, non perché è sporca, perché è di origine vulcanica, dove ci sono le rocce nere e il mare è fredda, l'acqua con le onde enormi, e poi stai in albergo perché non c'è altro modo di stare, perché non ci può stare nel mare. Noi abbiamo un mare meraviglioso a 2 passi, ma come si fa? La gente bisogna farla venire in Sardegna. La Sardegna deve essere un polo di attrazione non solo dell'Italia, ma anche del resto dell'Europa. Bisogna fare qualcosa per scrollare un po' questa cosa. Bisogna in tutte le maniere avere dei trasporti accessibili, anzi dovrebbero costare meno di quello che direttamente il costo, dovrebbe essere un costo politico, nel senso, te vieni in vacanza in Sardegna, ti agevolo. Invece sembra che sia al contrario, insomma. Ma io non credo entrare in questa questione, chissà. Sì, lo so che se no entriamo nella politica, lasciamo fare nella politica. Politica me, adesso io sono indipendentista, quindi a può rispondere. Lo so. Uno non è il mero in domo sua, purtroppo. La Sardegna è governata dai sardi, comunque. E non è che sono milanesi quelli che governano la Sardegna, sono sardi. No, vabbè, sono sardo, ma sono sardo che dipende dalle organizzazioni politiche italiane. Però lasciamo questa questione allo dibattito. È chiaro che va qualcosa che non funziona, di sicuro non abbiamo zappato la maniera di sfruttare il capitale umano che possediamo, che scusa appunto questo ambiente e questa particolarità
fino a esa posizione siamo sul centro del Mediterraneo, non riusciamo a sfruttare. Sul Porto Canale de Cagliari non riesce a partire, cioè eppure di aver essere sull'occhio in umbe poten smistare tanta di questa merce, poten smistare ed è penanne non bilacchete a spuntare per chi qualche cosito tenenne, ma come hanno pensato a questa zona, a questione della zona franca fiscale, cioè come posso prodotto estero, che qualche cosa di Ateverin, insomma, a che funzionare meglio, ecco. Però sul capitale manno che appunto se non è tu, esa particolarità, la genuinità del suo prodotto, questa non vi lasciamo alla piazzare sul mercato che su giusta maniera, insomma. Questo è un limite difficile da superare. È un peccato, Bostea, è un peccato. La Sardegna merita di più e bisogna che anche voi sardi vediate un po', cioè voi che ci abitate. Io nel mio piccolo, se così possiamo dire, faccio altro che mandare gente in Sardegna, almeno agli amici dico, andate in Sardegna, Sardegna è bella. Ora gli ultimi amici recentemente che sono venuti, sono passati a Bitti, gli ho detto passate a Bitti, venite a Bitti, hanno visitato il museo, gli è piaciuto, mi hanno mandato una fotografia di Bitti, ma non ho riconosciuto Bitti, purtroppo, perché hanno fatto un po' nella periferia. Non ho visto il campanile, non le c'erano queste case nuove, insomma, mi ha ingannato, ho detto, ma dove siete? Ma siamo a Bitti, non conosciuto bene. Si vede cambiato troppo il paese. Questo Manzano, sul Selleri, è capitato di ragionare che in da Solzovano scappa intervistato finché è in Svezia, che è degli ingegneri, e i contanne del subato chi ha avuto amicos in Sardegna. Sì. Sono restato entusiasta di tutto il campo della Sardegna, però a Napoli sono un po' gli ha fatto un'impressione incredibile bici, cioè a Canole di Manna che sembra la Sardegna bellissima Naki, ma visti è un'altra cosa e te l'ha colpito che non è schibata valore raggiunto da chi forse non riusciamo a vivere direttamente. Questo sono restato rispantato che in Traiana sul Selleri in Traiana è come te chi lo sa è sempre sconnoto, cioè lo saluta Iana come sozios anziano chi lo abbiamo visto e su prima passata e su corso che hanno fatto quello hanno tornato la bidernia lo saluta Iana già a Sasecunna via chi lo abbiamo visto oppure su Selleri lo spuniano in troppa e lo convita Iana a chi ha sul giro e lo convita Iana poi sono detto una cosa incredibile cioè sì, questa è una particolarità un po' dei meridionali anche dei sardi anche dei vitesi, mi fa piacere che sia così perché essere aperti è sempre una bella cosa. Io l'unico popolo che ho conosciuto più aperto di noi sono i brasiliani dove praticamente entri, prendi l'ascensore e quando sei sceso dall'ascensore quello che ha viaggiato con te ti invita a prendere il caffè dopo due battute, insomma, perché è così. Però in effetti è vero, il nord Europa, ma già nel nord Italia, diciamoci la verità, già il nord Italia non hanno la calda accoglienza e il calore che abbiamo noi, popoli del Mediterraneo, se così possiamo dire. Più si va a sud e più migliora la gente da un certo punto di vista. Cioè, basta vedere la vicina Svizzera che se sale sul pullman e chiedi qualcosa a qualcuno ti guardano tutti male perché hai parlato, come se fosse un reato aprire bocca, insomma, no? Invece tu mi dici al bar, questi senza aver conoscere nessuno e subito magari chiacchierano e prendono un bicchiere di vino. Beh, questa cosa mi è rimasta a Bustea perché io sono così anche qua, io sono così da tutte le parti. Io quando attacco bottoni, come si dice per natura, cioè io tanti viaggi li ho fatti da soli perché li fai da solo? Perché se sei in compagnia tu hai l'esperienza con l'amico e devi condividere tutto con lui e parli con lui. Se vai da solo sei costretto a parlare la lingua del posto
posto, perché se no devi risolverti i problemi da solo, ed è anche proprio una cosa che devi per forza comunicare, non puoi stare per conto tuo, insomma, devi essere aperto per forza. Mi fa piacere che a Bitti ci sia questo atteggiamento accogliente, insomma. Sì, sì. Speriamo l'anno prossimo di poter fare questo raduno e di venirci a Bitti, insomma, di poter passare anche lì da voi. A me mi piacerebbe. Infatti beste come Valentino Caprolu e sa destra io che su banner mi avete scritto un commento che era il Sì. commento per esprimere in cui Valentino che il di mannanne Sì. tammenta tutto ma non tammenta da che girare Che girare? Cioè perché non tornavo mai io? Ah, di che girare volevi dire di venire a... no, che girare così tanto a me sa visitare hai ragione, prometto che verrò. L'ultima volta che sono venuto a un funerale, guarda, che ho anche un ricordo triste, la volta che sono venuto a... Comunque, sì, bisogna... Guarda se scopri quando è la prima vettura che ha circolato a Bitti, che sono curioso. Io a Mulino la prima credo che sia stata la nostra, che una Fiat 1500 grigia che guidava Francesco, mio fratello Francesco, il professor De Logo, come lo chiamava. Poi preso una Fiat 850 Sport e poi una Giulia. Però mi piacerebbe sapere a Bitti qual è stata la prima automobile a circolare. Probabilmente anteguerra sarà. Questa chirca l'ha già cominciata, però come lancio pure l'appello in distintivo, qualcuno la ischire che anzi sicuramente che è la prima vettura che hanno avuto a Bitti, insomma, anzi ci va qualcuno in linea che sta ascoltando, di questo che non bisogna l'intervista, ha postato un post, insomma, cioè ha fatto un commento, non è per chi ha avuto la prima vettura in Bitti che appunto Nino che è appassionato di questa cosa gli interessa a me. Dice Nanni che i suoi chinato del mulino sicuramente da prima itisi solo è veramente. Ma tu ti pure impegnato politicamente, dice Sinni che ti hai scritto. Sì, esatto. Babbo era impegnato anche politicamente e questo ti farà piacere dal Partito Sardo. Allora, però lui, la sua forza, io me lo ricordo, perché lui aveva una memoria di ferro. Quando gli avversari politici promettevano qualcosa, e poi naturalmente è difficile mantenere le promesse, i politici sappiamo promettano sempre molto facilmente per raccogliere voti. E poi lui li demoliva ricordandogli tutte le promesse fatte e non mantenute, perché non gli sfuggiva niente, si ricordava tutto, capito? E quindi lui leggeva molto, mi ricordo quando era in continente si era fatto delle amicizie anche in Toscana, e a un certo punto gli chiedevano, ma lei che laurea c'ha? Dice dottor De Logo, veramente non sono laureato, diceva, nel senso che lui leggeva tanto, aveva tanta cultura perché poteva affrontare tantissimi argomenti diversi di varia natura, perché naturalmente leggere e approfondire è sempre un valore. E infatti sì, il mulino che hanno con la iabba tua, questo me ne arto poi. Sì. Io ho qui, Bustia, una guida del Touring Club del 1918 ed è guida d'Italia Sardegna. E qui sono poche righe su Bitti, te le vorrei leggere perché sono poche righe. Allora, qui praticamente il viaggio dice da Bitti, cioè da Nuoro a Monti passando per Bitti. Allora dice qui, la strada serpeggia fra bassi dossi racchiudenti piccoli orizzonti, quasi conche, e si passa dall'una all'altra. A un certo punto dice, poi sempre in bella vista la discesa sopra Bitti, metri 5,49, chilometri 37 da Nuoro, abitanti 4.445, nascosto in una depressione di povero aspetto, disposto con pittoresco disordine sulle pendici del colle. Vitto e alloggio presso Angius Menotti e presso Monni Teresa, cioè hanno mangiato e dormito da questi signori. Il territorio è ricchissimo di pecore, 120.000 circa, ciò che ne classifica la natura. E poi parla del suo miracolo, dice che
si scorge al di là del Rio, presso la frazione Gorofai, la chiesuola del Miracolo, metri 5,52, ove il 29 settembre e il 1 ottobre, gran concorso da ogni parte, con balli e costumi innumerevoli. In maggio ed in settembre, festa campestre dell'Annunziata, pure assai caratteristica. E poi consiglia alcune escursioni a cavallo, vedi, già all'epoca facevano l'escursione a cavallo, una a Punta Sadonna, metri 1019, e questo è una guida stampata nel 18, quindi il viaggio l'hanno fatto nel 17 probabilmente, in piena prima guerra mondiale. Magari ti faccio una foto di questa pagina e te la mando. Mandami la Gianni chiede perché questo qui è il regalo di un caro amico, non te lo posso mandare questo qui. Poi e questo ha più di 100 anni, questo librino, è del 18. Che è al macchina. Beh sì, anche le macchine sono centenarie. Sì, per partecipare a quella manifestazione devono essere anti 18. Ecco, ti chiediamo pure una risposta. Allora questa cosa questo evento, appunto questa macchina all'epoca ben tappati in Sardegna, sì. Cioè, ti chiedo una risposta, che in bici va diverse associazioni ti possono fare che viene al sostegno, insomma, si ha bisogno. Tu ecco, una parionato che in Carcuna viene a Manzano e si appunto come te avessi intenzione di colare in bici, queste associazioni sono disposte a collaborare su queste. Ti ringrazio. Noi forse ricorderete, o comunque penso di sì, che quando c'è stata l'alluvione a Bitti come associazione abbiamo fatto anche una raccolta fondi, abbiamo dato anche un contributo economico al paese di Bitti. A quell'epoca io credo che abbia ringraziato pubblicamente l'amministrazione, perché poi non abbiamo ricevuto niente, insomma, però probabilmente erano tante le offerte da tutte le parti d'Italia, forse non solo, quindi non sarà stato possibile ringraziare tutti. Ha fatto bene a lunare, perché proprio questo Manzani per anni che Susinnico abbiamo ragionato di questa intervista. Degli che controlli, verrà che il garage del tempo gli ha fatto un'offerta, mi pare 500 euro, abbiamo mandato 500 euro. O probabilmente considerato una delle sostanze dell'associazione non ha collegato direttamente. No, gli avevo fatto anche una lettera, gli avevo detto che ero figlio della Masetta, gli avevo fatto anche una lettera, però non ho avuto risposta. Era troppo impegnato nell'alluvione, era troppo impegnato. Adesso una mancanza, come che devo anche un'intervista che ha fatto una serie di eventi, no, che sono programmati, poi non sa che non le salvite. Invece come batta una serie di eventi, appunto dopo Michele, l'accorralamento del coronavirus programmato per tutto il mese, sul resto del mese di Triulas e per tutto agosto, poi dopo, ma tanto la rovina era abbastanza importante, insomma, sì. Romanzesso batto una cosa che imbacchiredo Bannino, un'altra che osservatorio che deve osservare l'orientamento adesso o stempio che bisogna in tesinara che il romanzeso, cioè zona che è veramente bella eventi, ecco, bella iniziativa, quindi Gai Birmon non siamo, insomma, è una idea abbastanza per fortuna paziente che si muove, insomma, ecco, che è abbastanza bene da creativa. Il museo è stata un'ottima iniziativa, fare il museo è stata un'ottima iniziativa. In cui Belvina sul museo, noi scusi, l'ho visto su tenore, che sì, appunto me l'hanno raccontato, ci sono venire a vedere. Hanno inaugurato me l'hanno spiegato, me l'ha detto che è molto bello, interattivo, che è molto interessante. Sì. Noi siamo conosciuti per lo stenore di Dio. Quando dico Bitti, lo stenore, se mi dicono tutti. Beh, almeno vedi, abbiamo qualcosa che siamo conosciuti un po'. Questo è successo fino da me, siamo andati a una manifestazione del 1° maggio a Roma e che noi sono un tipo in berritta che si era zampa marras. Come io con l'anno in questa strada di Roma, ma lì si scanta, tenore di Bitti! E questo in berritta, poi non solo in berritta, però è diventato
io mi sono sposato in costume sardo e siccome a Bitti non ho trovato nessuno che me lo facesse allora, sono andato a farlo, mi pare, a Dorgale. Sì, che il costume non è di Bitti perché a Bitti non ho trovato nessuno che me lo facesse, allora mi sono fatto fare perlomeno è sardo, almeno c'è il costume sardo. Qualcuno l'ha chiamato a Torino, è sottinato Mattesi, Zorre del Babbo. Sì. Si è attinato un posto. Sì. L'ha fatto, le maschere, le uomini se n'ha fatto, le costume. Io parlo di 25 anni fa, insomma. Allora non trovai nessuno. Non ha saputo nessuno. No. Bene, mi pare che chi ha appena mandato tutto su Enarre, Nino. Aspettiamo in bici, specialmente in questa manifestazione che è importante. Di apprezzare e la diamo da aggradecere. Io ti ringrazio i bittesi che ci stanno ascoltando e faccio un abbraccio a tutti quanti. Grazie. Vogliamo una bandiera Salvatore Moro, non è se la mantenere volentieri. volentieri Bustiano. Sì. Va bene, e tanno a me sorridere a non raccattare le persone in bici oppure che hanno capitato in qui in Etruria. Se venite qua mi fa sempre piacere. Un brinco a salutare volentieri, quando vieni in Toscana dimmelo. Passi toscani. Via una esta del pastore in qua a Sciano mi hanno invitato a una esta del pastore ti devo dire che è stata un'esperienza incredibile. Abbiamo fatto questa rebotta, no? Ma se non vai a un banco in una in altra lingua se non in oronese o in sardo in generale una massa decente a Diana Pussardo del canto la Edda Rinocchi al festa una cosa perché uno che c'è nato forse sa il sardo ancora più stretto di quelli che sono venuti dopo. Si vive in maniera posentezza. Io scrivevo poesie in sardo, scrivo anche in italiano, ma in sardo mi veniva più facile perché è la lingua madre. Io l'italiano ho iniziato a sentirlo a 6 anni a scuola, diciamo, e quindi la lingua madre è normale che sia più fluida. Io vi scuserete perché rispondo in italiano, ma siccome poi questa l'ascoltano in tanti, almeno la capiscano tutti. Io lo so che ti sei attaccata alla tradizione e parli sempre di sardo, però... ma non la qualche poesia di questa casa scritto, va bene. Cioè, la pubblichiamo in VCTV e la leghiamo. D'accordo, ok. Va bene, a mezzo il video stanno. A mezzo il video, state bene. Adios. Adios. Ciao. Ciao. Trattenete che tiro la diretta. Sì.